Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto a questa edizione del pomeriggio per quanto riguarda i nostri audio-video giornali con gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Siamo determinati sulle nostre posizioni, siamo sempre disponibili a discutere con chiunque, lo ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del coordinamento laboratori portuali di Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto. Tuttavia, se il governo dovesse posticipare l'obbligo dei Green Pass, Volk anticipa che, nel caso, prenderemo nota e ci adegueremo. Non avrebbe senso domani bloccare il porto. Se ad esempio il governo proponesse una proroga al 30 ottobre, sarebbe una mossa intelligente da parte del governo stesso per prendere un po' di tempo e trovare poi una soluzione. Stiamo in tema invece con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 5.154 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,55%. Sono 7.501 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 7 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 40 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un infermiere all'azienda sanitaria del Friuli Orientale, di un infermiere all'azienda sanitaria universitaria Giuliana Erzontina e un tecnico invece a quella del Friuli Centrale. Non si registrano contagi tra il personale né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani. E adesso restiamo in tema e parliamo con il prossimo servizio, andiamo a Pordenone per quanto riguarda le nomine all'azienda sanitaria del Friuli Orientale. Il vicegovernatore Riccardi oggi ha voluto partecipare alla presentazione di queste nuove nomine all'interno dell'ASFO per un motivo, anzi per più motivazioni. Innanzitutto ho voluto salutare 4 professionisti che sono stati determinanti nella pandemia. Emergenza, medicina, cure palliative, cure intermedie, farmacia sono state e sono ancora 4 pilastri fondamentali nella lotta alla pandemia. Io ho avuto la fortuna che è stata una fortuna nella sfortuna, di conoscere personalmente questi professionisti e di lavorarci con loro praticamente quasi ogni giorno. Ne conosco il valore, la passione, l'impegno e penso che oggi la scelta di questi incarichi da parte dell'azienda sia un atto di merito importante. Tra l'altro 4 professionisti che sono cresciuti in questa azienda e che determina inevitabilmente anche una condizione di incertezza che per troppi anni i facenti funzione della sanità sono fatto normale. Ecco, questa è una condizione che va superata e io sono contento che si stia facendo questo lavoro. Lei ha parlato anche di un equilibrio che ci deve essere fra le forze interne che emergono per merito e competenza e anche le forze che vengono dall'esterno per iniettare nuove competenze. Sì, le grandi organizzazioni devono avere le esperienze che possono arrivare da altre esperienze, ma devono avere anche un giusto equilibrio rispetto alle competenze che nascono e crescono all'interno dell'azienda. Il clima è una cosa determinante, in particolare in organizzazioni complesse come quelle della sanità, che vedono migliaia di persone impegnate sotto lo stesso tetto. Questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità
performance ambientale. Lumibir nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumibir si abbina a qualsiasi palato. Lumibir è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.